Due gruppi pronti allo scontro, le armi in auto e la paura dei residenti. È lo scenario di fronte al quale si sono trovati gli agenti della questura di Padova, arrivati nel quartiere Guizza, dove sono riusciti a sedare una rissa che poteva finire in tragedia. L'allarme è scattato intorno alle 23 dopo diverse segnalazioni al 113 per un confronto tra più persone nel parcheggio di un supermercato di Via dell'Orna. All'arrivo delle volanti i veicoli si erano già allontanati, ma una pattuglia ha intercettato poco dopo un'auto in fuga. Due occupanti sono riusciti a dileguarsi, mentre un terzo è stato fermato. Bloccato uno dei tre e la sorpresa è stata proprio l'armamentario all'interno dell'auto, dove sono stati già trovati uno sotto il sedile, quindi per essere immediatamente utilizzati, uno sul lato del conducente, due grossi maceti, uno c'ha una lama di 47 centimetri seghettata, un secondo macete, tre bombole di spray, quello appunto urticante, uno storditore elettrico, un martello con punta tonda, cioè vere e proprie armi che laddove fossero state utilizzate in questa occasione ovviamente avrebbero potuto cagionare conseguenze gravissime per l'incolumità anche degli stessi contendenti. Il 25enne fermato di origine tunisina è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono ora sulle tracce dei fuggitivi. Stiamo cercando di ricostruire i componenti dei due gruppi, un elemento questo appunto fondamentale, e ci tengo a sottolineare proprio anche, ripeto, la cosiddetta sicurezza partecipata dei cittadini che subito hanno segnalato, hanno compreso che poteva di lì a poco succedere qualcosa di molto grave, e la risposta tempestiva dei dispositivi della sala operativa delle volanti che sono intervenute nell'immediatezza, sventando, è il caso proprio di dirlo, altrimenti una rissa che potrebbe aver avuto conseguenze gravi.